Un medico di Rosà e un altro con sede in Emilia-Romagna sono finiti nel mirino dei NAS per le indagini sul decesso di Michele Merlo, il cantante rosatese morto nel giugno scorso per un'ischemia cerebrale causata da una leucemia fulminante. È quanto emergerebbe dall'inchiesta della Procura Berica a pochi giorni dall'incidente probatorio, fissato per il 2 di marzo per consentire anche ai consulenti della difesa di ridiscutere le conclusioni della perizia disposte inizialmente dalla Procura di Bologna. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e dall'ANSA, i NAS avrebbero sottolineato evidenti responsabilità a carico di un medico emiliano che visitò Merlo il 2 giugno. I risultati cui sarebbero giunti gli inquirenti metterebbero in relazione una presunta superficialità nella lettura dei sintomi da parte dei medici con la compromissione dell'esito stesso delle cure. Tuttavia, pare che nessuna terapia somministrata all'inizio di giugno avrebbe potuto evitare il decesso del giovane. Questo dettaglio ha portato all'uscita di scena dalle indagini per il medico emiliano. Pare infine che Azienda Zero abbia escluso comportamenti negligenti da parte del medico di base che ha visitato Merlo il 26 maggio per una vasta echimosi alla coscia, invitandolo a un successivo controllo per il 31 maggio, al quale il giovane non si è presentato.